Eder. Mac. Pallister. Eder. Sembra che i tuoi primi spunti di riflessione sull'uscita notturna di Sebastiano il 30 dicembre 2021 abbiano suggerito all'interessato, ed ai suoi tutores mediatici di quarto grado, di specificare, con dettagli improvvisati, come sarebbe avvenuto il presunto traino. Ci occorre dunque di valutarne la credibilità, se si osserva bene la manovra simulata nel servizio di Rete 4, ed in particolare i cavetti ostentati, ci si rende conto con facilità che non può essere andata così come racconta l'interessato. Partiamo dall'evidenza che a ciascuna delle estremità della fune in acciaio grezzo ci sono due morsetti che bloccano la ripiegatura a formare gli occhielli. Da esperto posso dire che 1. Non è una fune adatta, men che meno tipica, per legare le bici, già che basterebbe allentare i bulloncini dei morsetti per eludere la chiusura del lucchetto. 2. I morsetti non passano nel perno di traino in dotazione della Fiat Cubo, quindi sono stati applicati dopo avervi fatto passare la fune. 3. Se Sebastiano la teneva davvero in auto, ritenendola dunque idonea anche a trainare, quale altro motivo aveva di rivolgersi ai vicini per una corda? 4. Al primo strattone tra i veicoli quel cavetto si sfilerebbe dai morsetti, ma ancor prima salterebbe il lucchetto. 5. Le auto del teatrino televisivo sono assai diverse da quelle impegnate dai Visintin, sia per la posizione laterale, inversa, dell'occhiello di aggancio che per la sua ampiezza. 6. Il secondo cavo, quello rivestito in gomma, non presentava poi le piegature ed i segni irreversibili che, appena messo in tensione, avrebbe inevitabilmente subito nel punto di collegamento al veicolo, al contrario appariva nuovo e perfettamente raccolto in spire concentriche. 7. La disponibilità di questo cavetto, pur idoneo alla legatura delle biciclette ma non al traino di veicoli, ci fa dubitare dell'esistenza dell'altro, che, si ripete, non era adatto neppure per le bici. 8. Se anche il Visintin avesse voluto comunque tentare l'impresa impossibile, sarebbe bastato uno solo dei due cavetti, e non si comprenderebbe l'impiego dell'altro. Oltretutto, impiegandoli entrambi in linea, la loro lunghezza complessiva avrebbe portato la Fiat Cubo in asse con la direzione di tiro nel mezzo della carreggiata stradale, ostruendone pericolosamente il traffico. 9. Sarebbe stato decisamente più logico impiegarli entrambi in parallelo, così da raddoppiarne la resistenza. In questo modo avrebbero probabilmente retto alla forza di tiro, senza tuttavia ovviare alla debolezza del lucchetto. È proprio quest'ultimo punto a far ritenere che la scenetta sia stata improvvisata e dimostra in realtà il tentativo di disorientare l'opinione pubblica. Rimane dunque da spiegare, oltre alla reale premura di Sebastiano per quella escursione notturna, anche la ragione di una rappresentazione così poco realistica e affatto credibile. Lascerei al criminologo l'analisi comportamentale dei protagonisti di questo presunto e grottesco soccorso stradale, considerati la distanza iniziale tra i soggetti coinvolti, il luogo, l'ora tarda, l'età e le priorità contingenti del soccorritore, l'effettiva necessità, il tempo di attesa, la probabilità di riuscita e le più elementari alternative. Ma, soprattutto, la giustificazione preventiva non richiesta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.